finalmente posso dire di essere in ferie, anzi, ero già ieri in ferie, oggi è il secondo giorno che riesco a dormire. Riesco a dormire è una parola grande perché mi sono svegliata alle 5:30, però sono stata a letto fino alle 7 qualcosa senza dormire. Sta iniziando ad uscire il sole, che vi ho fatto vedere nel video. Vedete un casino qua di roba appesa anche per terra o tutta roba, perché domani, che è venerdì, domani pomeriggio dopo pranzo partiamo, io, mio moroso, mia mamma e mio papà. Partiamo perché dobbiamo andare al matrimonio del fratello di mia mamma, che sarebbe mio zio, però io, per me non è uno zio, è come un fratello, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo 5 anni di differenza, 5-6 anni di differenza, quindi è come se fosse un fratello. E niente, ha deciso di sposarsi. Io non condivido questa scelta, perché io non credo nel matrimonio. Il matrimonio è un contratto, e io dico sempre, è già tanto se ho un contratto di lavoro, quindi avere anche un contratto per tutta la vita non fa proprio per me. Niente, qua sto preparando lì il latte, qui sto preparando il caffè, sono le 7:30, ecco, è venuto sul caffè. E adesso faccio un po' di colazione perché ho una fame, ma una fame, perché di solito mangio alle 4 quando arrivo su al lavoro. Prima di iniziare mangio, faccio la merendina e quindi a quest'ora qui ho una fame che non ce la faccio più e devo abituarmi adesso a questo orario, cioè a non lavorare più, e poi sarà difficile riabituarmi a lavorare. Amanda, è tutto tuo. Che buono che è. Pane e caffè latte, proprio buono. Ho finito la colazione, ho messo una lavatrice, poi devo lavare anche. È andata a New York, parte sempre sta lavatrice, ha i piedini che non stanno fermi e si svitano, sì che la lavatrice parte e va a New York, ma bene o male lo stanzino è quello, non può uscire da lì, per fortuna. Ho aperto le finestre, vi faccio vedere, 1 e 2, le ho dovute aprire anche se danno sulla strada, mi dà fastidio, soprattutto questa qui, perché dà proprio sulla strada, ho paura che Panna faccia il salto, vada di là. Però è una bella giornata oggi, molto bella, anzi adesso mi metto a computer, non perché è bella la giornata, ma devo mettermi a computer, controllo 2 o 3 cose online, controllo la pagina, l'ho già acceso oltretutto, solo che con questa luce non si vede niente sullo schermo. Io e Panna siamo qui di fuori sulla panchina, perché così, per passare il tempo, senza far niente. No, mi sa strano non lavorare, ve lo dico, mi sa molto strano. È già andato via il sole, io ho steso tutto e non c'è neanche aria, cioè spero si asciughi la roba, perché ho bisogno che si asciughi, anche perché ne ho altra da stendere, ecco. Ogni volta che decido di fare delle lavatrici poi fa brutto tempo. Infatti si è annuvolato tutto, stamattina era così bello, vabbè. E Panna mi corre sempre dietro come un cagnolino. Ecco, adesso è andata sul davanzale. Panna! Oh! Oh, un uccellino! Ha visto un uccellino, perché qua è sempre pieno, visto che c'è l'albero qui davanti. E poi devo lavare anche i piatti, voi non vedete, là c'ho tutti i piatti da lavare, non che abbia voglia, però la camera è sotto sopra, ecco qua, il materasso a prendere aria, e poi niente, sono qui al computer, ho tolto qualche borsa dal pavimento, ma nient'altro, ecco, quindi adesso mi metto d'impegno e faccio qualcosa di serio. È mezzogiorno, stanno suonando adesso le campane e sono ancora in alto mare perché devo ancora iniziare a pulire. Ho sistemato più che altro l'armadio e infatti adesso è tutto libero.
Ecco qua, quindi sotto ho messo tutti i pantaloni, maglie, pigiami, quello che è. Sopra adesso qui vedete un po' di roba, perché è la roba che devo portare via, questa qui davanti. Ho messo questo qui il coccolino, perché siccome l'ho finito, l'ho risciacquato, c'ha un profumo buonissimo, allora sta profumando tutto l'armadio. Qui ho uno scomparto vuoto qui anche perché devo metterci la roba che ho appena lavato. E niente, qua ho sistemato, ho messo fuori la roba estiva che è qua, sperando che arrivi l'estate, e basta. Qui ci sono le canottiere, qui sono le maglie e la roba che devo portare via, e io l'armadio l'ho sistemato finalmente. C'era bisogno, ho tolto la roba invernale, non tutta perché certe cose le ho volute tenere. Poi lì mi sono preparata la lista di quello che devo portarmi via domani, devo ricordarmelo. Qui vedete anche che ho, diciamo, tolto qualcosa. Adesso sistemo un attimo lì, spolvero, sistemo qui, cioè metto via quelle due robe che sono fuori, e poi è in ordine. E poi il bagno devo pulirlo, il bagno sì, lì ho la roba a lavare, e qui niente, qui devo lavare ancora i piatti. Qua ho tirato sullo sgabello, qui dovrei stendere ma fuori non c'è più il sole, purtroppo. Panna prende aria. Prendi aria al cervello? Sì, vero? Sì. Qui ho steso il coprimaterasso, se no non posso fare il letto. E prima che ah beh, è quasi già asciutto. Sì sì dai, è quasi già asciutto, bene. No, sotto è bagnato, vabbè. Dopo lo giro. E niente, il resto della roba è ancora bagnata. E guardate che schifo di tempo è venuto fuori. Tutto nuvolo. Ma purtroppo l'avevano messo. E niente. Quindi adesso vado. Io avrei anche un po' di fame. Però è meglio che prima pulisco, poi mangio. Eccomi qua, allora, occhiali storti che mi danno fastidio. Sono le 2 e ho finito adesso di finire di pulire, ho steso. Nel frattempo ha anche piovuto, sì che ho dovuto tirar via tutta la roba stesa. Adesso mi ero dimenticata che ce l'avevo qui, sì che ho steso l'altra lavatrice, però ho ancora quell'altra umida. Ecco, io ho detto tutto. Adesso mi mangio l'insalata che è avanzata ieri, qualche fetta biscottata, poi vediamo cosa fare. Ho sistemato tutto, anche la camera, ho fatto il letto, invece che chiedere mi sono arrangiata e ho fatto il letto, quindi ho sistemato tutto. Ordine, ordine, ordine nella vita. Qua invece è sempre il solito, e qua anche ho sistemato tutto. Non che prima ci fosse tanto disordine, lo so, però sapete che a me piace avere tutto bello e perfetto. E niente, quindi ho pulito tutto e ho sistemato. Manca solo quella parte lì. Oddio, ieri sera ho pulito il gas, ad esempio. Quindi adesso, siccome adesso sarei dovuta uscire, ma devo ancora mangiare, quindi prima mangio, poi mi faccio le mie robe, mi vesto, esco e vado a fare questa passeggiata, visto che è uscito di nuovo il sole. Purtroppo siamo arrivati nella stagione che è sempre così il tempo, cioè la mattina è bello, c'è il sole, c'è caldo, pomeriggio piove, poi magari riesce il sole, poi magari piove di nuovo, però ormai questa è la stagione, sì che qua mi sa che passeremo direttamente all'autunno. Ci sono già le foglie che cadono, per dirvi, per rendere l'idea, ci sono già le foglie che cadono. Vabbè, mangio e forse ci sentiamo dopo. Ciao ciao! Eccomi qua, allora siamo andate a fare 2 passi, visto che era tornato fuori il sole. Adesso anche in questo momento c'è sole, c'è vento, e sto finendo di asciugare tutta la roba. Quindi ho risteso di fuori, dopo che avevo tirato dentro tutto, ho dovuto stendere, perché ho bisogno che si asciughi per domani, perché non voglio andare via di casa e avere roba in giro. E basta. Quindi adesso sono le 6 di sera, circa 6:10, no, meno 10 alle 6, non so neanche leggere l'orologio. Panna è distraiata perché stava giocando, ecco. Ecco,
Ecco, Panna gioca da sola, ogni tanto ha le pose da cane, ma anche cioè, ha degli atteggiamenti da cane, non da gatta, sinceramente. Vabbè, si vede che... Beh, è nata da due gatti, questo sono sicura, ma ogni tanto c'ha il che di cane che mi lascia un po' perplessa, vabbè. Comunque, qui è tutto a posto, in ordine, come vi ho già fatto vedere. Finalmente mi sono appena mangiate un po' di biscotti con il latte caldo e niente, questo vlog è finito perché non riesco più a registrare niente, perché sennò non riesco a metterlo online per domani, e quindi lo edito adesso e poi vado fino su a casa dei miei e poi vengo giù e lo metto online se riesco. Domani mattina dovrebbe essere online, quindi il 20, il 30 è online. Beh, voi l'avete già visto, vabbè. E basta, quindi io vi saluto, spero di passare dei giorni un po' diversi, insomma belli, diversi dalla solita monotona quotidianità, e tornerò domenica non so se pranzo a Como o partiamo prima di pranzo, o volevo fare un giretto a Milano, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. E basta, quindi io vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Comunque mi faccio sentire anche in questi giorni su Facebook, quindi non preoccupatevi, magari vi faccio anche qualche video con YouTube Capture e li carico, però se non ho il wifi mi sa molto difficile. E boh, quindi vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!